Bella raga, ciao a tutti, come andate Veneziano, siamo tornati su Jurassic World Evolution. Ragazzi, siamo andati un po' avanti perché volevo capire un po' certe dinamiche. Sta isola comunque è già abbastanza tosta. Allora raga, purtroppo i dilophosauri sono morti i dilophosauri qua, e qua ancora non sono riuscito a fare i velociraptor per problemi che poi spiego. Cioè nel senso, praticamente devo crearne due subito perché sennò si incalza e mangia fuori tutto. Qua abbiamo creato invece, senza la creazione dei dinosauri, ok, perfetto, abbiamo creato due posti, diciamo, due recinti dove poter mettere qua i carnivori, che però praticamente mi hanno inviato due carnivori malati. Uno però l'ho ucciso perché era una rottura di palle incredibile. Adesso qua non c'è nessun carnivoro, e qua invece c'è, eccolo qua, c'è Pietro Paolo, che l'ho recuperato. Adesso guardate che bello che è, eccolo qua. Poi qua abbiamo, diciamo, recinto degli erbivori con Sally. Qua abbiamo Lorenzo che ha bisogno di una donna. E dov'è? Manca però all'appello. Something's come up that could be interesting and profitable. Due punto, vabbè, si può fare. L'altro nostro amico, vediamo dov'è. Eccolo qua, Steven è qua, che si tromba ogni tanto. Sally, perfetto. Quindi qua abbiamo recinto degli erbivori, qua abbiamo i carnivori ma non c'è ancora niente. Adesso cominciare a creare. Adesso dovrei creare un altro dilopetto. E Dennis purtroppo è morto, anche Ellen. Allora, incubiamoci un dilopinosauro. Ok, non ci sono problemi. Ok, qua abbiamo i fossili. Ok, e ok. Io però vorrei migliorare anche proprio le cose, la percentuale del dilophosauro, per fare un attimino più decente il dilopetto. Eccolo qua. Adesso creiamo Dennis secondo, perché ci sarà sempre un Dennis, ragazzi. Questo è poco ma sicuro. Di profitto quanto abbiamo? 50.000. Adesso vediamo di creare il primo Velociraptor, porca miseria. Qua come ricerche sono andato un po' avanti. Ho migliorato qua per il discorso delle malattie. Qua non ho fatto niente, non ho i soldi per sinceramente fare la monorotaria. Qua rischi, dici, beh, questo non mi fido tanto. Qua ancora niente. E vabbè, qua insomma siamo così. Adesso qua aspetto a ricaricare il coso del mangiare, perché voglio creare un bel dinosauro, un bel carnivoro con i controcavoli. Qua abbiamo un dinosauro che è malato, Pietro Paolo. Ok, allora rilasciamo il dilopo e poi proviamo a fare questi due raptor. Vediamo se ci riusciamo, cazzo. Allora, relase, vai. Eccolo qua. Ok. Dai, vecchio su. Dennis 2. Oh, bravo, subito che se lo pappa, perfetto. Very good. Allora qua adesso io voglio provare a fare sto cazzo di raptor. Ok. Allora qua manca da mangiare. Ok. E adesso proviamo a fare i raptor. Speriamo bene. Allora, 88%. Modifichiamo il genoma.
Ok. Voglio fare un raptor veramente cazzuto e cattivo, Ecco, voglio che siano forti su... Allora, uno lo facciamo... Allora, questo lo facciamo veramente forte in attacco. Ah, che sbaffio. Tac. E uno invece lo facciamo bello, che possa durare tanto. Tanta C. Ok, questo è veramente cattivo, E questo invece lo facciamo che sia, diciamo, buono in defense. Cioè in difesa in che si possa, diciamo, vivere tanto. 78. No, lo mettiamo qua. Ok. Qua mettiamo 86. Ok. 94. Eccoci qua. Vai. Dammi 2 raptor. Non ci sono un po' di soldini ma ci sta. Qua creiamo subito da magnà. Oddio, questa non ci voleva proprio adesso. Porca miseria. Allora portiamo la gente. Ecco, lo portiamo qua così non rompono i maroni. Ok. Speriamo di non rompere troppo. Ti prego, una tempesta breve, una tempesta piccina. Più roba si rompe, peggio è. Adesso perdo anche i soldi perché la gente deve metterla dentro che non si sa mai. Finisci presto, finisci presto. Se qua c'è una tempesta al minuto. Porca puttana. Quale si è rotta? Quale si è rotta? Eccolo là. Eccolo là. Ma, visto ragazzi? Visto? Porca di quella zoccola. Che due maroni. Il brutto di quest'isola qua è questo, ragazzi. Request received. Responding to repair. Veloce, elicotterino, veloce. Ok, finita la tempesta. Ok. Qua mettiamo a posto quello che c'è da mettere a posto. Repair Uno. crew en route. Acknowledged. Ok. Ah, Dio mio, riportiamo il Dino. Collecting assets. Ok.
Perfetto, tutto a posto. Tutto regolare, adesso dobbiamo... Vediamo le jeep come sono messe. Questo già che sta sistemando, questa la mettiamo qua. En route to feeder. Ok. Abbiamo i due Raptor, ragazzi. Commencing asset transit. Eccolo qua, ragazzi, il primo Raptor. Ci diamo subito anche il secondo. Guardalo, guardatelo. Eccolo qua. Bello cattivo, eh? E li creiamo e mettiamo subito anche relays. Ok. Speriamo che non rompano i maroni, raga. Asset Cazzo. transportation. Dove sei? Cioè io ti ho preso. Eccolo qua, è lui quello. Ok. Alfa. E adesso speriamo bene, raga, perché se si cominciano a rompere i maroni sono dolori. Ma perché? Ok. Cosa manca? L'erba alta. L'erba... Ok, vabbè, vaffanculo. L'erbetta manca. Map. E questo che dovrebbe essere quello forte in difesa. Cioè quello forte diciamo che si difende molto. Lo mettiamo. Vabbè, beta. Saranno così Velociraptor. Anche lui manca. Vabbè. Ne creeremo anche un altro di Velociraptor perché... Qua li vedono. Ok, buono. Warning. Sabotage in progress. Oh, ma porca puttanona. Un altro. Add. Chi sta male? Adding to the list. E c'è anche qua un cancello rotto. Ma porca miseria. Responding to repair request. Guarda che roba. Ecco, sabotaggio di merda, madonna, non li sopporto. No, trasport. Veloce. Tranquillizziamoli. Adding to the list. Ok, niente, ce l'hanno proprio con quello là. Ecco raga, sabotaggio finito, ma solito problema. I Velociraptor sono usciti perché? Come si dice, sono nervosi, sono incazzati per l'erba alta, cioè perché non hanno l'erba grassa, che cazzo di erba è? Escono, ma io non lo sopporto più sta cosa. Cioè, come posso fare, raga? Cioè, avete qualche idea? Perché io non ce l'ho. Hanno sistemato Asset has tutto been qua. collected. Sì, hanno sistemato tutto qua. Cioè, però avete rotto veramente i maroni.
Adesso qua stiamo portando 2 dinosauri usciti per il sabotaggio, 2 erbivori, ma gli erbivori sinceramente fotte sega. Il problema sono i velociraptor, quindi ragazzi io vi chiedo, ma come posso fare per tranquillizzare questi stronzi, visto che l'erba alta l'ho messa ovunque? O allargo il recinto. Ragazzi, dovete vedere, ho creato qua un'aggiunta, vediamo come sta adesso lo stronzetto. Io mi sto anche nervosendo adesso, cioè ti ho messo di tutto per poter vivere serenamente. Comfort 96%. Oh, manca. Adesso arriva il tuo amico, adesso arriva. Questo è beta. Oh, mamma mia, che faccia che ha beta. Il buon beta. Devo aumentare 6 stelline però, Vai. Oh. Dai. Vai Raptor. Way. Perfetto. Bravo, veloci. Adesso li creiamo l'amichetto, ma penso sia a posto adesso, con l'erba, perché sinceramente mi sarebbe rotto anche i maroni. Adesso vogliamo vedere 2 combattimenti. Allora, o ricazziamo un erbivoro qua. Lascia un Corythosaurus con... Adesso vediamo cosa si può fare. È che soldini non ne abbiamo tanti. Proprio un buon profitto abbiamo. Adesso aumentiamo un po' i soldi, poi gli obiettivi per il prossimo video sono fare i primi combattimenti e rilasciare un Corythosaurus con l'intuito modificato. Asset delivered. Ok, adesso secondo me sono contenti. Secondo me vuole un altro Velociraptor. No, cazzo. Comfort 98%, very good. Bastava quello, dai, bastava quello. Stavo bestemmiando per niente. Vediamo l'altro, che è più cattivo. Dai, anche Alfa mi sembra stare bene. Si nasconde sempre Alfa, è un po' timido Alfa. Ok, 100% anche lui, perfetto raga. Guardalo, guarda quanto mega, 113 al minuto. Ragazzi, ci siamo alla grandissima, molto good. Perfetto raga, allora il profitto c'è, per il prossimo video, la quale abbiamo fatto? Abbiamo sistemato un po' l'isola, ho fatto vedere che l'ho sistemata. Abbiamo rilasciato i primi Velociraptor, abbiamo visto un sabotaggio che per fortuna non è andato a finire male. Molto bene. Raga, un saluto dal comandante veneziano, al prossimo video, ripeto, vediamo i primi combattimenti e cerchiamo di rilasciare sto cazzo di dinosauro con l'intuito modificato, vediamo se riusciamo anche a portare l'isola a 2 stelle. Raga, sotto dal comandante veneziano. Ciao! Guarda che socializzano, aspetta queste... fantasticus. Bellissimo. Raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!